Questa è la Serie B-Win. Ci sono voluti 80 anni di storia per arrivarci, ma il sogno della Virtus Lanciano si è avverato. Dallo stadio Euganeo di Padova per la prima giornata della Serie B-Win 2012-2013, Padova Virtus Lanciano. Ospiti all'esordio assoluto nella serie cadetta, giunti in Veneto per iniziare bene una stagione con un solo obiettivo, la salvezza. Padroni di casa col neotecnico Pea che hanno una sola ambizione, promozione diretta. E dopo il giuramento di inizio stagione, Mariani di Aprilia dice che si può cominciare. Con la nostra sintesi andiamo al 6° minuto quando arriva la prima incertezza difensiva veneta. Falcone affonda sulla destra, sul suo cross Pellizzoli è incerto, a Testardi non ci arriva e la difesa riesce a liberare. 18°, risposta veneta che non si concretizza. Le velleità di Zé Eduardo si scontrano con un tentativo non positivo che termina sul fondo. 21°, sono ancora gli ospiti a far possesso palla, ma senza spazi. Paghera deve provarci invano dalla distanza con un tentativo che termina sul fondo senza rischi per il portiere del Padova. E allora ancora andiamo a vedere il tentativo al 28° con Cutulo che ci prova dalla tre quarti. Il suo tentativo con il sinistro però termina direttamente sul fondo. Il possesso palla non porta frutti per quanto riguarda la Virtus Lanciano e nonostante l'apparenza l'11 di Pea c'è al 37°. La difesa ospite rischia il pasticcio. Sul corner successivo poi Capitan Renzetti suona la carica ai suoi. Il suo sinistro ha la forza e la balistica dei colpi importanti e trova una traiettoria imprendibile per aridità. Padova 1, Virtus Lanciano 0, la rete a firma di Capitan Renzetti e i festeggiamenti vedono praticamente tutta la squadra tirare fuori la maglia di Jonas Sportin, giovane compagno finlandese che 15 giorni fa non ha superato le visite mediche per l'immunità agonistica e ha dovuto abbandonare la carriera. Ospiti che provano a mettere fuori la testa, Mammarella da fermo però chiede troppo al suo sinistro. Ultimo minuto, Scrosta litiga col pallone e Zé Eduardo è imprendibile nella sua falcata lunga. Andiamolo a vedere nella sua azione perentoria, si ritrova tu per tu con aridità, ma pecca di lucidità. Seconda frazione, il Padova è più vivo, ma Paghera ci prova ancora una volta. Sul cross carambolato dalla sinistra del solito Mammarella si coordina bene, ma Pellizzoli risponde più che presente. Andiamolo a vedere. 57°, il mancino di Mammarella è caldo. 2 passi per la punizione dal limite e sfera che termina là, nell'angolino basso alla sinistra di Pellizzoli. Padova 1, Lanciano 1, il primo gol in Serie B-Win della storia della Virtus porta la meritata firma di Carlo Mammarella. Andiamolo a riapprezzare con replay. La gara scivola orfana di emozioni, ma all'83° ci sono attimi di preoccupazione per Vincenzo Aridità. Uno scontro fortuito con Rosania lo costringe all'uscita in barella. Al suo posto entra il numero 12 Angelo Casadei. Vediamo degli attimi importanti per quanto riguarda Aridità. 88°, ancora Lanciano, ancora dalla distanza. Turchi però questa volta non riesce nell'impresa. 8 minuti di recupero segnalati, 6:30 giocati, ma non succede più nulla. Sorride il Lanciano, al Padova manca ancora qualcosa, all'Euganeo finisce 1-1.